Dopo l'accoltellamento di ieri sera, qualcuno si ostina a chiamarla un'isola felice. A quanto pare non è più così, lo dichiara in una nota il segretario regionale dell'UGL Polizia responsabile della sicurezza in Friuli Venezia Giulia, Raffaele Padrone. Nonostante i dati rilevati dal Ministero dell'Interno, abbiamo dimostrato che l'attività criminale sia in forte aumento anche nella nostra provincia, incalza Padrone. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza pare si sia dimenticato di noi. Lo conferma e la conferma, torna ancora il sindacalista proionese, la si evince da una circolare emanata proprio oggi dal Dipartimento, nella quale si legge che il 27 di settembre terminerà il periodo di attività didattica per circa 2.700 allievi agenti della Polizia di Stato che hanno concluso il 186esimo corso di formazione, e nella stessa nota la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha reso noto le province disponibili per le assegnazioni, ma tra queste ben 55, ironia della sorte, Pordenone non compare.